Una giornata importante, la visita istituzionale, ospiti del direttore Christine Brown della sede dell'OMS di Venezia. Abbiamo affrontato temi importanti che vanno dalla riduzione delle diseguaglianze al rapporto tra il benessere, l'economia e la società, l'equità sanitaria, i diritti alla salute, ma anche il contrasto alla violenza di genere, l'invecchiamento della popolazione e quindi tutte le malattie neurodegenerative. Su tutte queste sfide del prossimo futuro, la Regione del Veneto è il laboratorio di avanguardia per affrontarle con un modello che affonda le radici ancora nella Repubblica Serenissima Veneta. Un passo quindi importante che porterà a un rapporto di collaborazione proficuo tra il Consiglio regionale del Veneto, la Commissione Sanità e Sociale e l'OMS di Venezia. Una giornata importantissima, è un'agenzia delle politiche sanitarie che si occupa della questione, che fa ricerca sulla politica sanitaria e soprattutto ci dice quanto investire, dove investire, come investire e come prevenire, perché poi alla fine dobbiamo anche prevenire ma anche colmare quelle differenze di genere che oggi sono emerse, di genere e non solo tra uomo e donna ma anche tra persone che hanno reddito diverso e quindi una questione di equità. Pensate che lo 0,1 del PIL investito in 3 settori fondamentali che sono le politiche abitative, la sanità e gli alloggi e il lavoro rendono 225.000 persone libere dalle malattie in un paese di 60 milioni come può essere l'Italia. Quindi veramente diamo supporto e collaboriamo con queste agenzie. È stato un incontro molto interessante e ho visto che innanzitutto il Veneto è comunque una buona pratica a livello internazionale come sanità, come sistema sociosanitario. Io ho toccato il tema del documento di economia e finanza, che per noi è il principale documento di programmazione ispirato all'Agenda 2030, quindi monitorato con degli indicatori anche rispetto agli aspetti sanitari, perché questo credo sia importante. E poi riguardo anche tutto il sistema di territorialità e di comunità che si sta affrontando con il PNRR, andando sul territorio con la domiciliarità, arrivando alla farmacia dei servizi, ma arrivando anche alle opere del PNRR, che è proprio andare sul territorio, ed è uno degli aspetti che è stato sollevato in questo incontro anche dai funzionari dell'OMS.